perciò è venuto a vedere l'isola, è venuto a conoscere me e io l'ho conosciuto. Per me è una persona veramente, veramente, veramente in gamba. Molto semplice, scalzo era, con un paio di bermuda. Aveva un sacchetto in mano di plastica con un regalo, che mi ha portato un regalo, era una bottiglia di vino. E a un certo punto, mentre è sbarcato da un gommone, è arrivato con un gommoncino, è sbarcato, ha visto una bottiglia di plastica, ha raccolto questa bottiglia di plastica e l'ha messa dentro al sacchetto. Dopo un po' vede un pezzo di polistirolo espanso, che è tutta roba molto leggera che vola, sotto un cespuglio, si è chinato, ha preso questo pezzo di polistirolo e l'ha messo dentro il sacchetto di plastica. E poi ci siamo messi a parlare e lui mi ha detto quello che ha intenzione di fare, e poi quello che so che è quello che ha detto al parco, quello che ha detto in comune, eccetera, eccetera. E mi sembrava veramente, cioè non mi sembrava uno che raccontasse delle balle, che facesse finta, no, era vero. Mi ha raccontato tutto quello che ha fatto in giro per il mondo. Io gli ho detto che ad esempio aiuto questi bambinetti in Africa per malformazioni congenite, come ti dicevo prima, no? Questi chirurghi. E lui mi ha detto che anche lui in Centro Africa, non mi ricordo più la nazione, in un villaggio ha impiantato un ospedale con chirurghi plastici per curare appunto il labbro leporino e in un raggio di 50 km tutti gli abitanti in raggio di 50 km vanno in questo centro medico a farsi curare. Insomma, perciò c'è anche abbastanza una sintonia in questo senso, due cose simili stiamo facendo, no? E ha guardato, raccoglieva dei rametti di una pianta, io gli dicevo il nome della pianta, e raccoglieva tutte queste piccole, si era fatto un mazzetto di piante appunto dell'arcipelago di Buzzi, no? E perciò mi è sembrato veramente una persona squisita. Adesso non lo so, a me sarò ingenuo perché sarai mai uno ricchissimo così. A me è sembrato sincero, fino in fondo, ma veramente mi è sembrato sincero. Ci ho messo a tavola, qua gli abbiamo dato una fetta di salame, un salamino, un pezzo di formaggio, un bicchiere di vino, noi beviamo il vino in bottiglioni, lui mi aveva portato una bottiglia di Brunello, però qui ha bevuto volentieri anche il vino che beviamo noi, che non è un vino DOC. Perciò molto semplicemente ha guardato un po' tutto e poi a un certo punto si era anche messo su un tronco che c'ho proprio lì ai confini con la spiaggia, davanti alla casa, e mi sono lì seduto, da solo, stato lì un quarto d'ora, da solo, senza fare niente, guardando il mare. Sono quelle cose che ti fanno capire il tipo di persona, perché io vedo moltissima gente che arriva, e la gente che si ferma lì da solo, così ce ne sono pochissimi da soli, perché normalmente sei sempre il gruppo che tutti parlano, che bello, che... niente, invece per poter vedere veramente fino in fondo la bellezza bisogna mettersi da soli, non disturbati e guardare e aspettare che questa bellezza entri dentro di te. E lui questo l'ha fatto. A me è piaciuto, staremo a vedere. Quest'isola qui è stata da 30 anni e più proprietà di uno svizzero e non c'è mai stato tanta polemica, no? Non è mai, è di uno svizzero. Ma e poi questo tipo qua non è mica che si rimorchi Budelli in Nuova Zelanda, la lascia qua, eh? Ma Budelli è un bene dell'umanità, non è mica un bene degli italiani solo. Qua sai te quanti stranieri sono venuti quest'anno? Sono venuti cinesi, sono venuti russi, sono venuti australiani, sono venuti americani, inglesi, tedeschi, vengono tutti, tutto il mondo viene qua. E cosa c'entra? Sei neozelandese, sei uno che ama la natura e salvaguarda questo bene qua. Eccetera, eccetera. Il padrone qua, in quest'isola qua, nella casa non ci ha mai fatto niente, l'isola sta crollando, i cornicioni stanno crollando. Io non ho mica i soldi da mettere a posto la casa. Questo qui viene qua, vuole perlomeno sistemare le cose in un certo modo, vuole fare le cose giuste che io ho sempre sognato di poter fare, eccetera. E evidentemente che si deve raggiungere degli accordi col parco, andare d'accordo sia col parco che col comune, evidentemente che deve esserci questo accordo. Sarà difficile senz'altro, perché le istituzioni evidentemente ognuno vuole farsene carico
questo privilegio di essere padrone, ma cosa vuoi essere padrone? Budelli chi è che ha salvaguardato Budelli finora? Chi è che ha salvaguardato Budelli? Il comune? Il parco? Sai Mauro che hai tantissimi amici a Maddalena che non vedono l'ora che tu te ne vada? Dico, ma io lo so, però non ho mica capito perché. Perché io, ad esempio, non posso permettermi un gommone di un certo tipo, che mi dia una certa sicurezza per andare a Maddalena quando ho bisogno di andare a Maddalena, perché il gommone mio è piccolo, perché io posso spostarlo, tirarlo sulla spiaggia quando c'è burrasca e io tutte le sere d'inverno devo trascinarmi questo gommone in un angolino della spiaggia, perché è l'unico posto dove io posso salvare il mio unico mezzo che mi può permettere di andare a Maddalena se c'è bisogno, in qualsiasi esigenza, è questo gommone. E l'unico posto è in un angolino a destra della spiaggia, ok? Perché lì c'è la sabbia, io lo posso trascinare su. In tutti gli altri posti, a Budelli non c'è la possibilità di tenere un gommone, non c'è niente, non c'è assolutamente la possibilità di avere un mezzo. E questo è un gommoncino piccolo, e perciò devo andare a Maddalena a fare la spesa, andarmi a prendere le medicine, eccetera, solo quando c'è bel tempo, quando c'è calma, perché non ho un mezzo idoneo. Purtroppo stare qui è così, però a me va bene.